Giovanni, dobbiamo iniziare. Buongiorno a tutti, io sono Ilaria Milana, sono una libraia, un'imprenditrice e una formatrice e sono qui con Giovanni De Carli, sono Innovation Manager accreditato al MIMIT, il Ministero per le Imprese e per il Made in Italy, e sono imprenditore nel settore dell'ICT. Ottimo. In questo percorso composto da 12 video abbiamo parlato di innovazione nel primo video, di scopo e identità nel secondo e oggi finalmente parliamo dello strumento che ci guiderà nel corso di questo percorso. Lo strumento è il Business Model Canvas, qualcuno di voi forse lo avrà sentito nominare perché è utilizzatissimo e molto noto. Però per parlare del Business Model Canvas, che è appunto uno strumento che consente di tenere sotto controllo tutti gli elementi sui quali poi intervenire per trasformare e innovare, bisogna introdurre il concetto di modello di business. Diamo proprio la definizione quella ortodossa. Sì, proiettiamo magari l'immagine della definizione. Il modello di business descrive le logiche secondo le quali un'organizzazione, quindi un'impresa, ma non necessariamente, potrebbe essere anche un'associazione, sicuramente una libreria, crea, ovvero genera, distribuisce, cioè fa usufruire e raccoglie, cioè guadagna valore. Quindi il modello di business è lo schema secondo il quale vengono descritte le logiche con le quali un'organizzazione crea, distribuisce e raccoglie valore. Quindi questa è la base. Il Business Model Canvas è uno strumento che aiuta a trasferire il modello di business, quindi semplificando un pochino come un'azienda funziona, come genera valore, su un unico pezzo di carta, quindi su un foglio. Poi vedremo lo schema, fra un attimo ve lo facciamo vedere. Diciamo giusto due parole su come è nato il Business Model Canvas prima di vedere... Il suo inventore è ancora vivo. Assolutamente sì, anche molto giovane, sono due. Esatto. Uno si chiama Alexandre Osterwalder e il suo professore Yves Pigneur. Ovviamente adesso sono colleghi anche di business, oltre che docenti universitari. Come è nato il Business Model Canvas? Alexandre Osterwalder doveva fare la tesi del master e nel preparare la tesi aveva deciso che avrebbe analizzato il come si comportavano, come operavano le grandi aziende di successo e di valore, e aveva iniziato a raccogliere un sacco di informazioni e a organizzare queste informazioni per poi metterle nella sua tesi del master. Siccome si rendeva conto che le informazioni da raccogliere, da organizzare erano sempre di più, erano veramente tante le aziende che valeva la pena osservare, analizzare, studiare, erano veramente tante, ha iniziato ad allargare questa ricerca anche a degli altri colleghi e degli altri amici che analizzavano aziende, mettevano a disposizione i dati e che poi lui utilizzava per la sua tesi. E questo lavoro è cresciuto, ha proliferato e alla fine si sono trovati in oltre 700, adesso i numeri esattamente non li conosco, ma esiste un libro per tutto e anche per questo, Creare modelli di business o Business Model Generation in lingua originale, che descrive come è nato anche il progetto, oltre come funziona il Business Model Canvas, e si sono ritrovati veramente in tantissimi a raccogliere dati, analizzare dati, studiare imprese. Alla fine, siccome i numeri erano veramente elevati e le informazioni erano tantissime, Alexandre Osterwalder insieme al suo professore Yves Pigneur hanno deciso di cercare di creare un metodo, un sistema, uno schema all'interno del quale raccogliere tutte queste informazioni o comunque uno schema che li aiutasse a leggere e interpretare queste informazioni. E così, o più o meno,
in questo modo, ma è descritto bene sia sul libro che su alcuni altri video interventi che trovate online, e così è nato il Business Model Canvas. E i loro creatori, Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, hanno scelto di rendere questo metodo, quindi questo sapere, questa conoscenza, open source, un po' come il software libero, come il codice libero, cioè chiunque può utilizzare questo metodo, può anche modificarlo e adattarlo alle proprie esigenze. L'importante è citarne la fonte, così come abbiamo fatto noi quest'oggi. In realtà noi utilizzeremo una versione modificata della versione originale del Business Model Canvas, che prevede, poi descriviamo rapidamente come è fatto, che prevede 9 aree di attenzione. Noi ne considereremo oggi 11 e capirete poi il motivo. Ecco, 3 ragioni per cui è uno strumento concretamente utile per quello che noi ci stiamo accingendo a fare, o stiamo già facendo da un paio di video, quindi il comprendere come introdurre innovazione nella nostra organizzazione, nella nostra libreria, nella nostra impresa, o in un pezzo della nostra organizzazione, in un servizio, in un prodotto che vogliamo generare, o magari in una nuova iniziativa, una nuova organizzazione che vogliamo affiancare alla nostra libreria, perché come abbiamo detto, innovazione non vuol dire per forza tecnologia, non vuol dire per forza digitalizzazione, si può innovare il prodotto, il servizio, gli spazi, i processi, i sistemi e anche gli strumenti digitali, e si può innovare il modello di business, quindi si può innovare, si possono innovare le logiche secondo le quali creiamo, distribuiamo e raccogliamo il valore del nostro lavoro, di ciò che facciamo. Perché è concretamente utile il Business Model Canvas, quindi che è uno strumento concreto che poi noi oggi inizieremo a utilizzare, carta e penna anche oggi, perché è concretamente utile? Perché serve a studiarci, quindi a conoscerci, a rappresentare anche in maniera grafica il chi siamo e cosa facciamo oggi. Quindi lo chiamiamo lo stato attuale, o gli americani direbbero l'as is. Ma serve anche poi per progettare e pensare il futuro. Quindi noi possiamo, a partire da ciò che siamo oggi, pensare a ciò che vogliamo diventare, quindi quale sarà l'innovazione sulla quale lavorare, e poi per progettare il piano d'azione, fare proprio il piano d'azione. Io però andrei direttamente allo schema, che dici, Sì, per dare concretezza? Vediamolo. Eccolo qua. Allora, piccolo suggerimento: allenatevi, questo è più o meno un foglio A4, o meglio, il mio suggerimento è quello di prendere un bel foglio A3, quindi quello più grande della A4. Io spesso e volentieri vado a comprare carta da pacco e o lo appendo su un'unica parete, come potrebbe essere questa parete dietro, oppure riempio un tavolo completo. E allenatevi a disegnare questi spazi, quindi basta creare la riga, diciamo il rettangolo, la riga orizzontale che separa i 4 blocchi sotto dai blocchi che stanno sopra, e poi mettere le 4 righe verticali che dividono nelle 5 colonne la parte sopra, e poi dividere quelle intermedie. Allenatevi, perché vi sarà sicuramente molto molto utile. Io dico sempre, e mi prendono molto in giro anche, che oggi io ragiono un po' con questo schema in testa, e mi capita abbastanza spesso quando parlo con una persona, quando parlo di un'attività, di un prodotto, di un servizio, gli dico aspetta un attimo, prendo proprio carta e penna e mi disegno in 4 e 4-8 il mio Business Model Canvas, quindi faccio questo esercizio, e poi lo guardo e vado a identificare quelle che sono magari le aree sulle quali bisogna intervenire. Ora, noi nei prossimi video andremo a analizzare tutte quante queste 11 aree. Alcune ovviamente le accorpiamo insieme dove questo ha senso. Però adesso diamo un overview Beh, sì. Aggiungo a quello che già hai detto che, appunto, dopo aver disegnato su della carta da pacchi, comunque in grande, lo schema e averlo appeso al muro, è molto utile utilizzare dei post-it
per scrivere cambiando quello che dovremo andare a scrivere in base alle indicazioni che nel corso di questi video vi daremo. È uno strumento che deve essere utilizzato in modo dinamico, è uno strumento che deve essere utilizzato in modo collettivo, è uno strumento che appunto dà uno schema, è una mappa, dopo parleremo un po' meglio di che cosa vuol dire una mappa, all'interno del quale ci si deve poter muovere. Il post-it è perfetto perché ognuno può fare il suo, si possono mettere insieme, si possono togliere, si possono raggruppare, è uno strumento di ragionamento secondo una logica. Quindi collaborativo. Diamo anche un suggerimento per innovare il modo in cui si usa il Business Model Canvas, perché può anche essere che magari non si è tutti nello stesso posto, nello stesso luogo. Ci sono alcuni strumenti anche online su cui si può giocare con i post-it virtuali. Uno di questi, quello che utilizzo io, si chiama Miro, quindi M-I-R-O, e lo trovate facendo www.miro.com, ed è uno strumento che semplicemente mette a disposizione una sorta di lavagna che può essere collaborativa, quindi sull'unica lavagna si può collegare in più di uno, e si può rappresentare lo schema del Business Model Canvas, e si possono mettere i post-it e ci si può lavorare a quattro mani anche se non si è nello stesso posto, ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. La prima volta che abbiamo fatto, mi ricordo, il Business Model Canvas insieme, parlando di librerie, ci siamo trovati insieme a 6-7 librai, se non ricordo male, c'erano 5-6 librai e qualche intruso, perché gli intrusi sono sempre utili perché danno chiavi di lettura diverse, quindi arricchiscono con prospettive o competenze diverse, e c'erano altri 4 elementi fondamentali, 5 anzi. Eravamo in una libreria, e questo per quanto per me è una figata pazzesca, perché in quella libreria noi eravamo in uno spazio in cui c'era lo scaffale dei libri di business, e quindi anche solo guardare le coste dei libri, si chiamano coste dei libri, le coste dei libri o le copertine, o sfogliare i libri, aiutava, perché poi vedrete, noi andremo ad esplorare quelli che sono gli ambiti, le aree del business. Vi ricordate che vi abbiamo invitati qualche video fa a raccogliere gli ambiti del vostro lavoro, quindi questi tornano utili. Quindi c'erano i libri, e questa è una componente fondamentale, c'era della pizza al taglio, della birra, del vino, perché ovviamente era rigorosamente alla libreria chiusa, quindi alla libreria chiusa assolutamente sì, e poi c'erano dei dolci. No? Tutto questo ci ha fatto arrivare adesso a mezzanotte e mezzaluna, se non ricordo male, lavorando su un modello di business rappresentato sullo schema del Business Model Canvas. Questo per dire, va fatto anche con uno spirito giocoso, va fatto rispettando il criterio un po' del brainstorming, quindi darsi una fase in cui si diverge, cioè si può dire qualsiasi cosa, si possono attaccare tutti i post-it, e una fase in cui si converge. Prima Ilaria diceva che i post-it possono essere raggruppati, e quindi si inizia a fare ordine sui post-it, si possono eliminare, ma senza buttarli. Si mettono da parte i post-it che si sceglie di non usare in questo particolare momento. Sì, perché questo è uno strumento che consente di mappare. Che cosa vuol dire mappare? Cos'è una mappa? La mappa è la rappresentazione di qualcosa che è molto più complesso. Magari c'è anche una slide su questo, è la 5, non so se la regia riesce a mettercelo, esatto. Quindi il Business Model Canvas porta dal groviglio di idee legato alla complessità di come normalmente si presentano le cose, alla possibilità di semplificare e tramite la mappatura. Se noi prendiamo una mappa, su quella mappa riusciamo a identificare un percorso, a vedere quali tappe dobbiamo fare, se sarà necessario attrezzarsi perché c'è una salita o perché c'è una discesa, eccetera, eccetera, eccetera. Senza una mappa non lo potremmo fare, perché la complessità della realtà sarebbe troppo difficile da manipolare. Quindi il Business Model Canvas è la mappa che rappresenta la realtà del funzionamento della nostra azienda, della nostra impresa, della nostra libreria. Quindi aiuta a semplificare, aiuta anche però a focalizzare. Dietro ogni parola c'è un concetto.
E il Business Model Canvas consente di condividere con il proprio team alcuni concetti per poterli manipolare, per poterci giocare come si gioca con le costruzioni. Allora, pensate nella vostra libreria se non esistesse il termine saggistica. Come sarebbe difficile poter dire a un collega metti a posto i libri che parlano di filosofia, di economia, di psicologia, e insomma quelli che non sono fiction. Invece abbiamo un termine, il termine è saggistica, e posso dirgli per cortesia metti a posto il settore di saggistica. Il Business Model Canvas nei propri blocchi ci dà dei concetti che ci consentono di confrontarsi su temi. E poi soprattutto, ultimo ma non ultimo, consente una verifica, perché essendo un modello integrato consente di verificare che i diversi elementi siano coerenti tra loro. Questo lo vedremo. Oggi non avremo il tempo di fare delle prove concrete sul Business Model Canvas, lo guarderemo da sopra con volo a volo, no? L'uccello. Però nei prossimi video, blocco per blocco, cominceremo a utilizzarlo e tutto quello che vi stiamo raccontando ora diventerà molto più concretamente comprensibile. Torniamo allo schema. Qua vediamo come sulla parte destra dello schema è tutto ciò che crea valore e sulla parte sinistra sono i blocchi, quindi diciamo, quegli ambiti della nostra organizzazione, della nostra azienda, del nostro spazio, della nostra iniziativa crea efficienza. Rapidissimamente citiamo gli 11 blocchi che abbiamo a disposizione, poi entreremo nel dettaglio. Un'altra cosa estremamente potente di questo strumento che aiuta a mappare, a focalizzare, a verificare è il fatto che consente di visualizzare. Voi immaginate di avere all'interno del vostro ufficio, in un angolo della libreria, ma anche in cucina, in cantina, nel vostro studio, questo foglio appeso al muro o sul tavolo su cui lavoriamo con tutti i post-it, e ogni post-it ha una parola che rappresenta qualcosa di rilevante, di significativo per il nostro lavoro, per il come noi lavoriamo e come generiamo valore. Ecco, è tutto sulla stessa pagina, è tutto sullo stesso foglio. Noi possiamo guardarlo, comprendere, fare degli aggiustamenti e parlarne con le persone con le quali lavoriamo. La potenza di questo strumento è proprio quello che consente di visualizzare. Allora, scorriamo rapidissimamente quelle che sono gli 11 blocchi del nostro Business Model Canvas. Il primo a destra, in genere si parte da qua, ma io dico sempre che è un'abitudine, non è detto, non siamo obbligati a partire da qua. Ma l'altra cosa fondamentale è che non c'è un inizio e una fine nell'attività viene chiamata di business modeling. C'è un processo che è iterativo, cioè si può ripetere. Quindi io posso compilare partendo, ad esempio, dall'ambito dei segmenti di clientela, quindi là dove vado a descrivere, a definire l'identikit del mio cliente in target o l'identikit dei miei clienti in target, perché poi vedremo nel prossimo video che possiamo avere anche più target. Io posso partire di lì e poi andare a compilare tutto il resto e poi tornare indietro e arricchire, modificare, integrare, cancellare. Quindi partiamo da destra per semplicità. Il blocco più a destra è quello dei clienti, dove vado a definire, a scegliere quelli che sono i clienti a cui mi voglio rivolgere e devo poter definire un identikit e sono i clienti che poi dovrò conoscere. Spostandoci a sinistra, noi abbiamo due blocchi, quello dei canali di vendita e quello della gestione delle relazioni, che sono le modalità in cui io entro in contatto con i miei clienti attraverso le quali io vendo anche ai miei clienti quello che io faccio, quindi i prodotti e i servizi. Sopra i canali di vendita c'è l'area della gestione delle relazioni, che sono il modo in cui io gestisco direttamente, indirettamente, tramite iniziative digitali, non digitali, in presenza da remoto, di street marketing piuttosto che... È tutto ciò che mi serve per accendere
e mantenere sempre viva la relazione con i miei clienti e i miei potenziali clienti. Quindi definisco i clienti e poi vado a definire come li raggiungo e come mantengo viva la relazione con loro. Centrale rispetto al modello, peraltro metà cade nella parte del valore, metà cade nella parte dell'efficienza, c'è il blocco, quello che a me appassiona da morire, della proposta di valore. E qua poi noi scopriremo che ci sono delle domande che ci aiutano a mettere a punto la proposta di valore, ma è proprio quello che noi generiamo in funzione dei clienti che abbiamo scelto come target. Quindi nell'area della proposta di valore c'è proprio la descrizione del valore che noi costruiamo, creiamo e andiamo ad erogare passando per i canali di vendita e per gli strumenti di gestione delle relazioni verso i nostri clienti. Ed è una parte chiave e noi dedicheremo una sessione dedicata a questo. Peraltro esiste il libro sul Business Model Canvas, ma esiste il libro anche sulla proposta di valore, mi pare si intitoli Value Proposition Design, questo è il titolo originale, ma mi sa che l'ha mantenuto anche nell'edizione italiana. Andiamo a sinistra nell'area dell'efficienza e abbiamo quelle che io chiamo le cose chiave, che sono le attività chiave, che sono le attività fondamentali che noi svolgiamo per produrre quel valore nei confronti di quei clienti, e le risorse chiave che noi utilizziamo per generare, creare quel valore e poi metterlo a disposizione di quei clienti, di quel target. All'estrema sinistra è un'area, secondo me, di un'importanza formidabile oggi, è quella delle partnership chiave. Ma questo lo approfondiremo nel dettaglio. Se non ricordo male, l'ottavo video. Sotto, quindi nella parte più bassa di questo schema, abbiamo le due aree un po' prosaiche ma necessarie, perché noi siamo imprenditori, abbiamo delle imprese, le imprese devono creare valore e il valore si generare, anche, distribuire, catturare valore. E si cattura valore nel flusso dei ricavi. Quindi come noi generiamo ricavi, fatturato, incassi nella nostra organizzazione. Immediatamente a sinistra c'è l'area dei flussi, della struttura dei costi, scusate, che è la struttura dei costi per macro categorie che io devo sostenere per le attività chiave, le risorse chiave che mi aiutano a generare valore che va sui clienti. Le ultime parti che abbiamo mantenuto, che sono fuori dallo schema originario del Business Model Canvas e che abbiamo mantenuto colorate perché secondo me hanno un'importanza rilevante, sono quella dei benefici sociali e ambientali, cioè i benefici di un'organizzazione e in particolare di una libreria non sono soltanto gli incassi, quello che passa per la cassa e poi per il conto corrente. Ci sono anche dei benefici sociali e ambientali, così come ci sono, sembra strano, ma ci sono anche per le librerie dei costi sociali e ambientali. Quindi noi andremo a esplorare questo schema e cercheremo di capire come, analizzando ognuna di queste 11 aree, che in parte raggrupperemo, possiamo innovare, quindi introdurre qualcosa di nuovo in termini di prodotti, servizi, processi, comportamenti, gestione degli spazi, come potremmo introdurre qualcosa di nuovo per generare maggior valore e più benefici per tutto l'ecosistema che ci ospita. Quindi, riassumendo brevissimamente, prima di passare all'esercitazione, perché i nostri 30 minuti stanno scadendo, abbiamo a destra il per chi facciamo quello che facciamo, cioè il cliente target, la relazione da tenere con lui, i canali per rivolgersi a lui. Al centro il cosa facciamo, quindi la proposta di valore, a sinistra il come lo facciamo, in basso il perché. Lo facciamo ovviamente un perché diverso dal perché di cui abbiamo parlato nel secondo video di questa serie, però diciamo che la sostenibilità, che deve essere ambientale e sociale, deve essere anche economica. E tutto questo arricchito da un perché dell'azienda che si è dato l'azienda, si è data la libreria, quindi uno schema sul quale muoversi, un punto di riferimento iniziale, e quello sarà l'argomento del prossimo video, ovvero il cliente target,
gruppo di persone alle quali ci stiamo rivolgendo o alle quali ci vogliamo rivolgere, perché come ci diceva prima Giovanni, questo schema aiuta o a valutare lo stato dell'arte di una libreria, qual è l'attuale modello di business di questa libreria, ma anche a progettare un nuovo servizio, un'evoluzione di quel modello di business, una nuova organizzazione, poi vedremo come. Quindi i clienti che abbiamo o quelli che vogliamo avere, comunque quelli sui quali ci vogliamo concentrare per organizzare tutto il resto. Il modello di business ci aiuta a innovare e dobbiamo allenarci a usare questo modello di business. Ora andiamo direttamente al compito a casa. Ora, realizzare lo schema è estremamente semplice, l'abbiamo visto: carta, penna, pennarelli, anzi meglio, grande carta, grandi pennarelli e post-it. E poi iniziamo a lavorare, la cosa più semplice, sullo stato attuale, e quindi iniziate a compilare con il vostro team lo schema del vostro modello di business. Attenzione, è fondamentale che voi questa attività non la facciate da soli. Questa è un'attività, accennava prima Ilaria, collaborativa, che crea valore proprio, dove il valore sta nel confronto, dove il valore sta nell'ibridazione dei pensieri, delle ambizioni, delle aspirazioni e dei punti di vista di tutte le persone con le quali noi condividiamo l'esperienza della libreria, del fare libreria, del fare i librai e del fare impresa. Non priviamoci della possibilità di esplorare nuovi punti di vista e di ascoltare i punti di vista di qualcuno che, per fortuna, la vive e la vede in maniera diversa da noi. Quindi carta e penna, pennarelli e grande carta, post-it, e compiliamo il nostro business model canvas secondo le indicazioni che poi avremo e comunque che voi potete anche andare a trovare sul libro Creare modelli di business, che trovate sullo scaffale probabilmente della vostra libreria. Ci auguriamo. Ci auguriamo, comunque se non c'è. Allora, voi compilate il vostro modello di business, sappiate che lo dovrete poi modificare 1000 volte, che fatto abbiamo detto, che fatto insieme al proprio team aiuta la condivisione ma anche l'allineamento, perché anche poter parlare un linguaggio comune, individuare obiettivi in comune è molto utile poi alla transizione e alla trasformazione. E ci vediamo con il prossimo video, con la parte in fondo più importante, con il blocco più importante di questo schema, che è il target cliente, ovvero i gruppi di persone ai quali ci rivolgiamo o ci vogliamo rivolgere. Molto spesso i librai dicono: vabbè, ma la mia libreria è per tutti. No, non esiste. Non esiste nulla per tutti. Non c'è niente che è per tutti. Ne parleremo la prossima volta, ovvero al video numero 4. A presto.